l'associazione congressuale dei CNA territoriali di Treviso. E visto la nostra associazione da aprile ad oggi rinnovare i vertici degli organismi direttivi dei mandativi, dei mestieri, dei pensionati e degli imprenditori attivi. La nostra associazione è vicina al territorio e vicina all'impresa. È nostra intenzione proporre il suo nome al Consiglio territoriale quale nuovo Presidente. Avete sentito che la proposta all'unanimità dei saggi è appunto quella di Luca Frane, che risulta anche l'unica candidatura ufficialmente pervenuta. Mi fa particolarmente piacere che ci sia un clima di coesione che sicuramente permette ai nuovi eletti di esprimere al meglio le loro potenzialità e devo anche dire in un'ottima continuità tra quelle che è l'esperienza e quanto di buono fatto dagli uscenti. L'elezione del nuovo Presidente del CNA territoriale di Treviso, Luca Frane. Chiedo di alzare la mano ai favorevoli. Grazie. Alzano la mano gli astenuti. Chiedo di alzare le mano ai contrari. Quindi dichiaro ufficialmente eletto il nuovo Presidente del CNA territoriale di Treviso, Luca Frane. Credo sia fondamentale investire ancora di più di quello che si sta già facendo, nel trasmettere ai giovani, oltre alle competenze, ma la passione. Devono essere mossi da passione. Questo è il testimone. Il Consiglio territoriale può deliberare il conferimento della presidenza onoraria del CNA territoriale a coloro che si siano distinti per meriti particolari o che per almeno 2 mandati consecutivi abbiano ricoperto la carica di presidente territoriale.